Ancora truffe ai danni di anziani da parte di persone senza scrupoli che, facendo leva sulle paure e sulla buona fede delle vittime di turno, riescono a raggirarle. Il primo episodio è accaduto lunedì mattina a Motta di Livenza. Una donna di 78 anni è nella sua abitazione quando squilla il telefono. Dall'altra parte della cornetta un sedicente poliziotto le informa che il figlio è rimasto vittima di un incidente stradale e che sono necessari dei soldi per le pratiche assicurative. Pochi minuti più tardi suona il campanello di casa un uomo che dice di essere passato per riscuotere i soldi. L'anziana, angosciata, consegna al malfattore 1.000 euro in contanti e gioielli per lo stesso valore. Quando più tardi la donna si rende conto di essere rimasta vittima di un raggiro, denuncia l'accaduto ai carabinieri di Conegliano. Ieri mattina, invece, a finire nel mirino dei truffatori due sorelle di 84 e 89 anni. Alla porta della loro abitazione di Castelfranco si presenta un uomo che, fingendosi un tecnico dell'azienda del gas, spiega di essere passato per un controllo all'impianto. Poco dopo arriva un altro uomo che si capirà poi essere complice del finto tecnico, spacciandosi per un agente della polizia. Dice di dover effettuare un sopralluogo. Nella confusione del momento le due sorelle non si accorgono che i truffatori riescono a prelevare dalla loro camera da letto 6.000 euro in contanti per poi andarsene. Scoperto il furto, le due donne sporgono denuncia ai carabinieri di Castelfranco.